Il Libro d'Ore, noto anche come Officium Gloriosissime Virginis Mariae, è uno dei più straordinari codici miniati conservati dalla Biblioteca Civica di Bassano del Grappa. Si distingue per le ricchissime decorazioni. Quasi ogni pagina è ornata con filigrane a penna in sottilissime spirali che racchiudono rosette e piccoli fiori, con aste e dischetti aurei, con leggeri motivi policromi a forma di foglie e di piume. I capilettera minori sono tracciati in oro su fondi monocromi con filigrane bianche. Quelli maggiori, sempre dipinti su fondo d'oro, sono tutti figurati. Tutte le pagine iniziali delle varie parti sono racchiuse entro spessi bordi miniati. Infine, 3 tavole istoriate a piena pagina portano a compimento la ricca decorazione. È possibile datare il volume con buona approssimazione agli anni 60 del 400 e comunque dopo il 1457, poiché vi appare la festa della Trasfigurazione istituita appunto in quell'anno. In ogni caso il codice è stato realizzato prima del 1473. Altro dato interessante che si può dedurre dal calendario utilizzato, veronese benedettino, è che il codice fu compiuto sicuramente a Verona. Vi sono infatti segnate tutte le 3 feste principali dedicate a San Zeno e il santo veronese è menzionato anche nelle litanie dei santi. Non si tratta tuttavia di un libro in uso in una comunità monastica, ma piuttosto di un volumetto di devozione privata, e ciò è documentato dallo stemma del primo proprietario e committente che fu quasi sicuramente Angelo Gradenigo, posto nella carta d'apertura. Gradenigo fu capitano di Verona dal febbraio del 1464 al luglio dell'anno successivo. Resta interessante però la chiara impronta benedettina del codice. Se ne può arguire infatti che lo scriptor, se non era un monaco benedettino, doveva essere in stretto contatto e perciò influenzato dalla consuetudine liturgica benedettina. Era in ogni caso un abilissimo e raffinatissimo calligrafo. È assai probabile che la decorazione miniata sia anch'essa stata realizzata a Verona. Se è evidente una chiara influenza ferrarese, è altrettanto vero che i rapporti delle città venete, non della sola Padova, con Ferrara furono assai vivi e fecondi durante quegli anni. La corte ferrarese era una delle più colte, raffinate e sensibili alle arti e dunque era naturale che per Verona, come per le altre città venete, guardare a Ferrara. Le miniature dell'Officium non mancano però anche di caratteri veronesi. Nella raffigurazione sentimentale dell'adorazione dei pastori, che sembra guardare a Mantegna, nella semplicità del raccontare, nell'accentuata vena patetica e nel ricorrere di tipici stilemi particolarmente evidenti nel disegno di alcune iniziali minori. Le diverse miniature, stilisticamente omogenee, caratterizzate dalla dolcezza degli atteggiamenti, dai volti talvolta squadrati, dal paesaggio vitreo e algido, dalla fuga delle rotonde collinette, potrebbero essere ascritte ad una stessa mano. Una di queste miniature, a tutta pagina, ha come soggetto l'adorazione dei pastori. La scena, incorniciata da foglie di alloro rosa e da sottili profili dorati, è ritratta in un paesaggio attraversato dal solco di un ruscello ormai prosciugato, che si perde in una tranquilla distesa marina circondata da monti. A destra un sentiero conduce alla sommità di una collina su cui sorgono torri e fortificazioni. A metà strada un pastore pascola il suo gregge e suona lo zufolo, ed un altro scende la collina recando sulle spalle gli strumenti di lavoro. In primo piano spicca la figura della Madonna con il capo leggermente chinato, coperto da un velo e un manto azzurro, lumeggiato d'oro sulla tunica rossa. Essa è inginocchiata con le mani giunte ad adorare il bambino, disteso sulla nuda terra, nell'atto tutto infantile di succhiarsi il dito. Al lato San Giuseppe è seduto su una pietra e si appoggia stanco al bastone. Alle sue spalle si vede uno scorcio della capanna da cui spunta la testa del bue. A completare l'immagine stanno inginocchiati sul fondo sassoso del ruscello 2 pastori. Hanno tuniche corte, strette in vita. Uno di esse tiene una falce appoggiata sulla spalla, l'altro ha deposto a terra la zampogna per poter unire le mani in preghiera.